L'omicidio di Paderno del Grappa, il 39enne papà di Asolo ucciso con oltre 20 coltellate, ha tentato disperatamente di difendersi prima di soccombere. I carabinieri alla ricerca dell'arma del delitto con il metal detector. Domani l'autopsia. L'omicidio è avvenuto già nel pomeriggio di sabato. Soldi e cellulari della vittima erano nella sua auto. Gli investigatori escludono il movente della rapina. Automobilista esce miracolosamente indenne dall'abitacolo infilzato dal guardrail per decine di metri dopo lo schianto della sua auto. È successo a Schio. Mentre continua la polemica di Salvini sul limite dei 30 km/h nelle città, a Treviso la misura è attiva già da 10 anni dentro le mura in alcune zone della periferia. Il sindaco leghista Conte la difende. Caccia ai giovanissimi che a Marghera hanno spruzzato lo spray urticante all'interno del centro commerciale Nave de Vero, seminando il panico, indaga la polizia. Oggi in Veneto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Tra i temi toccati le trivellazioni in Adriatico, l'attesa per il decreto sulle comunità energetiche e le centrali nucleari. Polemica a fine vita nel PD. Non mi aspettavo tanti attacchi in un partito che deve essere pluralista. Le parole della consigliera regionale ospite stamattina a Focus. Da Portogruaro a Venezia l'incredibile vicenda del cane salito sul treno per raggiungere la sua padrona nel capoluogo lagunare. Il suo viaggio è finito a Mestre quando è stato rintracciato dalla Polfer. Come avete sentito dai titoli in primo piano, l'omicidio di Paderno del Grappa, il 39enne ucciso con 20 coltellate, ha tentato disperatamente di difendersi prima di soccombere. I carabinieri alla ricerca dell'arma del delitto con il metal detector. Oltre 20 coltellate, una ferocia inaudita, la ferma determinazione di uccidere. In attesa dell'autopsia affidata all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, la ricognizione esterna del corpo di Bledar Dedia, il 39enne di origini albanesi ritrovato senza vita in una zona boschiva di Paderno del Grappa, conferma che sul giovane papà di Asolo l'assassino si è accanito. La vittima ha cercato disperatamente di difendersi, come dimostrano le profonde ferite a mani e braccia. Quali colpi siano andati in profondità e siano stati mortali lo definirà l'esame autoptico. Dedia sarebbe morto nel tardo pomeriggio di sabato, anche se le rigide temperature delle ore seguite alla sua scomparsa non consentono di stabilire con precisione l'orario del decesso. Alle 16 ha lasciato la pizzeria Antica Abbazia di Semonzo, dove lavorava, per andare di fatto incontro alla morte. Una telefonata con la cognata alle 16:15, poi più nulla. In via Colli ha incontrato qualcuno, resta da stabilire chi e perché. Non una rapina finita male, portafoglio col denaro e telefonino sono stati ritrovati nella Mercedes bianca del 39enne. Qualcuno che conosceva bene oppure una frequentazione occasionale. L'inaudita violenza con la quale è stato ucciso farebbe pensare a qualcuno che nei suoi confronti covava una profonda rabbia. Aggredito da una o più persone. L'esame delle ferite potrebbe dare una risposta in questo senso. Il corpo ritrovato con i pantaloni abbassati induce a pensare a un incontro a fini sessuali, ma è tutto da accertare. I dati contenuti nel suo smartphone e quelli delle celle telefoniche dell'area potrebbero consegnare agli investigatori elementi fondamentali, ma i carabinieri procedono in queste ore anche al setaccio delle telecamere di sorveglianza della zona, che spesso, sottolinea il procuratore Marco Martani, si rivelano determinanti. Sicuramente la presenza sul territorio di molte telecamere di sorveglianza, alcune delle quali con lettore di targhe, aiuta veramente tanto a scoprire gli autori. Nelle scorse ore i militari dell'Arma hanno proseguito in via Colli le ricerche con il metal detector a caccia dell'arma del delitto. Rilievi tecnici che proseguiranno anche nei prossimi giorni, così come l'ascolto dei soggetti più vicini a Dedia e le verifiche della sua situazione economica. Quel che è certo è che l'ennesimo delitto scuote la Marca. 8-9 omicidi nell'arco di un anno sono veramente tanti. Ecco, non sono riconducibili ad un unico fenomeno criminoso, perché ognuno di questi ha una storia a sé, però ecco, sono tanti. Siamo stati nella casa di Casella d'Asolo dove Bledar Dedia viveva con la moglie e i figli. Buongiorno. Ci chiedono di uscire, è l'unica risposta che abbiamo dopo aver suonato all'appartamento di via Tiepolo a Casella d'Asolo, dove Bledar Dedia, il 39enne massacrato a colpi di coltello, rinvenuto senza vita domenica mattina nei boschi di Paderno di Pieve del Grappa, viveva con la moglie e i 2 figlioletti. Un dolore troppo grande che non si spiega. In casa ci sono i parenti, gli amici di Dedia e della consorte, incapaci di accettare la perdita del compagno, tutti stretti in un silenzio più che comprensibile, chiedono di essere lasciati in
in pace. Sarebbe meglio secondo me perché non ha niente, nessuno da dire. Fatemi un piacere, lasciati in pace perché ha moglie e chiuso in camera. Timidamente una vicina ci parla al microfono, anche per lei una cosa inimmaginabile, sconvolgente. Brave persone, veramente non mi aspettavo, sono stata veramente male. Comunque. Lei lo conosceva bene? No, sono persone che lo vedevo quando soffiava le foglie, però non si aveva contatti, ciao, buongiorno, certo. Però non di più. Solo questo. Sì, è una cosa che lascia sconvolti. Sì, mi dispiace per lui, però mi dispiace per la signora, per Bianca e i bambini che sono piccoli, ecco. Questo. Intanto le indagini proseguono, si deve capire cosa ci faceva il 39enne in quell'area totalmente isolata sulle colline di Pieve, chi aveva incontrato, perché si era dato appuntamento con la persona, con ogni probabilità un uomo che per motivi ancora sconosciuti lo avrebbe ucciso. Tante domande cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta, resta una sola certezza: Bledar Dedia è stato barbaramente strappato alla sua famiglia. Ci spostiamo a Schio, dove un incidente avrebbe potuto essere fatale. Un'auto è finita infilzata nel guardrail. Schio miracolato in un incidente che poteva essere letale. Sono le 2 di notte quando in via Pianezze un'auto finisce contro il guardrail. A fianco del guidatore la lamina d'acciaio del guardrail penetra come una lama per una decina di metri nell'abitacolo, ma l'autista resta illeso e riesce a uscire incolume dalla sua vettura. I vigili del fuoco accorrono sul posto e per liberare la macchina e rimuoverla devono tagliare il guardrail. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. La Polizia Locale di Verona ha notificato questa mattina a Verona Fiere SPA il provvedimento di dissequestro firmato dal pubblico ministero Elisabetta Labate dell'area dove venerdì scorso si è verificato l'incidente con un'auto condotta da uno stuntman che ha travolto 14 spettatori, tra i quali 9 sono stati feriti, tutti dimessi dall'ospedale di Borgo Trento. Intanto sono in corso di acquisizione i documenti relativi alla società che era organizzatrice dello spettacolo, al veicolo e all'idoneità della doppia transennatura che ha limitato i danni rispetto all'urto avvenuto a bassa velocità. Una prima relazione sui fatti è stata già depositata nel fine settimana in procura da parte della Polizia Locale di Verona. E ora è a caccia a Fleximin, il misterioso killer che sega gli autovelox. Vediamo. Si passano al setaccio le telecamere di sorveglianza, incrociando i dati raccolti dell'imminenza dell'azione e cercando di individuare i veicoli transitati lungo la strada regionale 10. E caccia aperta il misterioso Fleximan, il sabotatore di autovelox che in poco meno di un anno ha abbattuto una dozzina di rilevatori di velocità. Dopo gli 8 colpi in Polesine, l'azione di Fleximan si è estesa al Bellunese, al Passo Giau, a Riese, Pio X, siamo a Treviso, ultimo in ordine di tempo il Velox di Carceri, segato alla base con un flessibile negli ultimi giorni di esistenza del comune, da oggi confluito dopo la fusione con Vighizzolo in Santa Caterina d'Este. Un uomo, una donna, un gruppo di persone. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che indagano per danneggiamento aggravato, azioni che sono segnali di un forte disagio e la provocazione di Nicola Borotto, presidente dell'ACI di Padova. Ci mettiamo attorno a un tavolo e ne discutiamo con dati alla mano però veri e reali, perché sennò si giustificano altre cose. Ecco che allora si capisce il perché la gente si senta vessata. Io credo sia arrivato anche il momento, visto che il Ministro dei Trasporti, il Governo ci sta mettendo mano sulla cosa, sia arrivato il momento di un confronto anche a livello nazionale con l'ANCI, con tutte le istituzioni, un tavolo veramente valido per capire se questa è materia e deve rimanere materia di competenza e di autorità degli enti locali e quindi dei comuni, o se debba esserci un tavolo nazionale a cui i comuni e quindi anche l'ANCI si deve adeguare perché concertato a livello nazionale. Date la mano nel 2022 a Carceri, fino a ieri prima della fusione, comune di 1470 abitanti, gli incidenti sono stati 3 con 4 feriti, 13.000 le multe elevate nel 2022 dal rilevatore che ha fatto incassare 1.450.000 euro. Se la velocità resta tra le prime cause di incidenti, il ruolo dei Velox va ripensato, conclude Nicola Borotto. È inimmaginabile
che un comune piccolo, per esempio come Carceri, come altri comuni di piccole dimensioni che non hanno una commissione giuridica specializzata su questi aspetti, che non hanno una commissione viabilità traffico come abbiamo noi specializzata su questi aspetti, possa decidere in questa maniera. Allora lì sorge, ripeto, qualche dubbio e qualche valutazione diversa. Il caso di Bologna con il limite di velocità entro i 30 km/h in gran parte del territorio comunale. A Treviso il sindaco Conte difende le limitazioni attualmente esistenti ma ne esclude l'estensione ad altre strade ad alto scorrimento. La polemica scoppiata a Bologna dopo l'introduzione dei 30 km/h in gran parte del territorio comunale non sfiora Treviso, dove non c'è alcuna intenzione di estendere il limite di velocità attualmente in vigore nell'area interna alle mura e in altri quadranti della periferia ad ulteriori strade, ad esempio ad alto scorrimento. Francamente lo trovo problematico pensare ad un intero territorio comunale indistintamente tutto a 30 km/h. Lo trovo irrealizzabile, spiega il sindaco Mario Conte, che difende le limitazioni e si dice in linea con le indicazioni del ministro Salvini, che ha evidenziato come interventi come questo su tutto il territorio comunale può in alcuni casi creare dei disagi troppo grandi alla comunità, e su questo sono d'accordo, tant'è che noi interveniamo in modo puntuale, cioè in centro storico piuttosto che in alcuni quadranti di città dove c'è un'altra densità di presenza di istituti scolastici, quindi di bambini. 30 km/h dentro il centro storico in alcuni punti particolari della periferia, in risposta, sottolinea il sindaco, alle richieste dei residenti. La scelta di mettere il limite dei 30 all'ora in centro storico in alcune zone residenziali, su richiesta peraltro dei cittadini, è quella per favorire la promiscuità tra autovetture e biciclette laddove non è possibile intervenire con infrastrutture ciclabili. Il primo cittadino non esclude che ci siano nuove zone interessate dal limite. Molte richieste arrivano da cittadini che ci segnalano delle zone, dei quadranti di città altamente residenziali dove in caso potremmo intervenire ulteriormente. Garantire una corretta e sicura convivenza tra auto, pedoni e biciclette è l'obiettivo, e a proposito di due ruote Conte annuncia di aver chiesto all'ufficio tecnico l'acquisto di nuove rastrelliere, individuando anche i siti dove parcheggiare la propria bici senza il rischio di furti. Momenti di panico venerdì sera alla nave De Vero quando un gruppo di bulli ha spruzzato dello spray urticante ovunque. Ora indaga la polizia. Caos venerdì sera nel centro commerciale Nave De Vero di Marghera. Un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni ha spruzzato dello spray al peperoncino. Erano circa le 21, quindi la maggior parte dei clienti era già andata via. Infatti a farne le spese sono stati soprattutto titolari e dipendenti dei vari negozi, che dopo aver iniziato a sentire bruciore a occhi e gola hanno chiamato la polizia, giunta sul posto poco dopo. Dopo essersi assicurati che non era necessario l'intervento del SUEM, gli agenti hanno esaminato le immagini delle telecamere interne al centro commerciale, da cui si vedono tutte le fasi del blitz. I 4 ragazzi, che a un certo punto sembrano quasi voler duellare, spargendo lo spray per poi dileguarsi al piano terra per le scale mobili e poi in quello interrato dove ci sono i parcheggi. Secondo la polizia, i 4 bulli hanno le ore contate. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie. Oggi in Veneto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Tra i temi toccati le trivellazioni in Adriatico, l'attesa per il decreto sulle comunità energetiche e le centrali nucleari. Il Veneto non deve temere le trivelle in Adriatico, perché se ci sono pericoli ambientali o di subsidenza i pozzi non saranno aperti o in alcuni casi riaperti. Una posizione del governo confermata oggi a Conegliano dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a partire dalle autorizzazioni. L'autorizzazione in questo momento non c'è nulla di particolare, nulla da dire, la valutazione da fare è quella là dove ambientalmente ci sono tutte le garanzie, si può stare oltre il numero di 9 o sotto il numero di 12, a seconda come lo voglio mettere. Però il Polesine ha paura di scendere ulteriormente, sono 7 metri sotto il livello del mare. Certamente devono esserci tutte le garanzie e non deve esserci una condizione di subsidenza. Ministro presente all'evento del riuso
organizzato da Savno, l'azienda pubblico-privata della marca che gestisce i rifiuti della sinistra Piave e che sta investendo sul fotovoltaico e sulle comunità energetiche. E qui ci sono tutte le comunità energetiche che noi abbiamo pensato a livello progettuale. In brevissimo tempo ci sarà il decreto con le istruzioni, con le modalità. È una sfida culturale quella delle comunità energetiche, è quella di essere contemporaneamente produttori e consumatori. Quindi confidiamo molto, investiamo anche molto, perché vorrei dire sulle comunità energetiche noi ci investiamo 5 miliardi e 700 milioni. Energia che comunque non potrà sostituire, secondo il ministro, il nucleare. Il futuro però non può che essere un nucleare sicuro, io dico quello piccolo, e naturalmente però tutto questo va verificato prima. Dopo gli scontri di sabato a Vicenza in occasione del corteo contro Israele continua l'attività degli investigatori per identificare i responsabili. La questione diventa sempre più politica. Il centrodestra chiede un incontro urgente a prefetto e questore. Rabbia e violenza. La cronaca di un pomeriggio di follia viene consegnata alla storia di Vicenza. Il corteo dei centri sociali del nord-est contro la presenza di Israele alla Fiera dell'Oro si è trasformato in una guerriglia di strada. Gli investigatori stanno lavorando per riconoscere gli attivisti che coi caschi, i bastoni, i fumogeni e i petardi hanno deviato il percorso stabilito per entrare in collisione con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa che hanno ottenuto l'onda d'urto. Si è raggiunto anche l'obiettivo prioritario che ci eravamo prefissati, e cioè garantire il regolare svolgimento delle attività fieristiche. Addirittura in fiera non hanno avuto neanche la percezione minima di quello che accadesse all'esterno. La strategia stabilita in prefettura nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha funzionato, il dispositivo ha tenuto, ma ci sono stati 10 poliziotti feriti, uno della Digos di Venezia, 9 del reparto mobile di Padova. Un agente ha riportato 20 giorni di prognosi a causa di alcune ustioni, mentre un altro ha una prognosi di 45 giorni per una lieve frattura all'altezza dell'arachide cervicale. 5 gli antagonisti identificati sul posto, 3 uomini e 2 donne, 2 i veneti, un vicentino e un trevigiano, poi c'è un croato, un bresciano e un abruzzese. C'è un'attività adesso che già da sabato sera si è aperta ed è l'attività infoinvestigativa, è un'attività complessa. È un'attività che dovrà esaminare una serie di immagini e di video di cui siamo già in possesso, chiaramente per risaltare eventuali posizioni degne poi di un vaglio dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono avviate e presto si arriverà alla denuncia dei violenti che sono arrivati allo scontro con la polizia. Adesso la questione però è sempre più politica. Il diritto di manifestare è sacro, ma non bisogna mai trascendere appunto dalla dimensione pacifica delle manifestazioni. Dobbiamo vietare queste manifestazioni, dobbiamo reprimere i violenti dalle nostre città. Non è più possibile e non è più tollerabile una cosa del genere. Intanto a Vicenza la lista dell'ex sindaco di centrodestra Francesco Rucco chiede un incontro urgente a prefetto e questore e un consiglio comunale ad hoc. Un consiglio comunale che discuta di questo, di quali possono essere le misure, le richieste al governo per affrontare il tema dell'ordine pubblico in città, anche in vista dei futuri lavori della TAV, è quanto mai necessario. Non si facciano giri di parole, si vada dritti al punto, affrontando con determinazione quello che sta accadendo in città. Non possiamo perdere il controllo di una situazione che può diventare radicale anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ospite del direttore Luigi Bacciaglia, Focus TG, la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, finita nel centro delle polemiche per la sua astensione al voto sul fine vita, scelta che ribadisce chiedendo maggiore pluralismo nel partito. Sentiamo una parte del suo intervento. Ho ricevuto, è vero, all'interno del partito tante critiche e questo non me l'aspettavo, dico la verità, perché parte dal presupposto che io faccio parte di un partito che è pluralista e di per sé dovrebbe quantomeno ascoltare quelle che sono le varie sensibilità. Ci sono state anche proteste all'interno del partito, ma anche chi l'ha difesa a spada tratta. Tra questi cito Del Rio, che addirittura ha detto: se dovessero toccare Anna Maria Bigon io
io prenderei dei provvedimenti, ha minacciato addirittura di dare le dimissioni. Mi fa molto piacere aver ricevuto questo tipo di solidarietà da parte di Graziano Delrio, ma anche di tante altre persone del territorio e onorevoli, ma soprattutto le persone che magari conosco, che fanno parte della semplice comunità, perché questa dobbiamo rappresentare e questi sono in buona parte anche con me. Va assolutamente fatta una legge nazionale che preveda determinati requisiti. Allora in Veneto si è scelto di portare avanti questa legge, questa proposta di legge. Si è detto che è una procedura sanitaria, benissimo. Se è una procedura sanitaria, ho detto io, e quindi solo per determinare i tempi e le modalità di arrivo al suicidio assistito, quindi di arrivo al diritto alla morte, benissimo, basta una delibera della giunta regionale. Lo hanno fatto in Toscana, lo hanno fatto in Puglia, poteva benissimo farlo il presidente Zaia all'interno della regione Veneto. Se invece viene fatta una legge, allora comunque, se abbiamo deciso di portarla in Consiglio regionale, quantomeno adeguiamolo a quelle che sono le prescrizioni della Corte Costituzionale, quindi mettiamo il presupposto o quantomeno l'accesso alle cure palliative, mettiamo l'obiezione di coscienza a favore dei medici che non vogliono partecipare a questo procedimento sanitario, specifichiamo bene, perché male non fa, che si tratta di persone malate gravemente e non guaribili, ma maggiorenni, precisiamolo, che siano appunto capaci di intendere e volere. E precisiamo anche magari che il comitato multidisciplinare sia composto da determinate persone. In Veneto solo il 30% da dati regionali ha accesso alle cure palliative. Io credo che nel momento in cui una legge che viene proposta si chiama liberi di scegliere, una persona è veramente, veramente libera di scegliere quando ha anche una terapia antidolore. Ora vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile. Un pitbull è salito sul treno Trieste-Venezia accomodandosi sul sedile per raggiungere la sua padrona. Per raggiungere la sua padrona, Rocky, un pitbull, è salito da solo su un treno regionale, il Trieste-Venezia, sedendosi sul sedile in attesa evidentemente di arrivare a destinazione. È salito attraverso una porta automatica lasciata aperta alla stazione di Lison di Portogruaro, a pochi metri dalla sua abitazione, dove fermano i treni regionali metropolitani. È stato subito notato da altri viaggiatori che invece di curarsene l'hanno in realtà fotografando, pubblicando le immagini sui social. Il capotreno però ha subito informato i superiori e la Polfer di Mestre, mentre il cane è rimasto composto fino alla stazione di Venezia Mestre, ammirando il paesaggio con lo sguardo triste. Alla fine è stato affidato agli agenti della stazione di Mestre ed è stato contattato il servizio veterinario dell'Ulstre Serenissima. Dopo aver trascorso la notte in un canile convenzionato, è stato raggiunto dal padrone. È un cane intelligente, ha detto, ma anche un grande amante dei viaggi e abituato. Era convinto di trovare mia sorella a bordo e voleva raggiungerla a Venezia, ha concluso. Con questo è tutto, ora vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni impedirà l'arrivo della pioggia, dunque tempo buono. Il dettaglio di martedì 23 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento, minime tra -3 e 1 grado, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, cielo sereno di primo mattino, in seguito poco nuvoloso per velature o nubi medio-alte. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende una giornata soleggiata con qualche locale annuvolamento. Temperature minime tra 1 e -2 gradi, massime sui 9-11 all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.